Ebbene sì, giù il cappello davanti all'Udinese di Gotti. Sì, proprio l'Udinese di Gotti questa, Cari lettori del Messaggero Veneto, quella sulla Juventus è stata la vittoria anche del tecnico di Contarina, perché ha veramente inventato una squadra all'ultimo minuto, ha dovuto rinunciare anche a Kevin Lasagna proprio nella seduta appunto di rifinitura, e ha dovuto sostituire ben i tre registi infortunati, Mandragora, Wallace e Jajalo. Adesso va a Cagliari col pallottoliere in mano, più 7 sul Lecce, in caso di un risultato uguale a quello dei salentini l'Udinese sarà già salva domenica, altrimenti dovrà giocarsi tutto nello scontro diretto proprio con il Lecce del prossimo mercoledì. Lì, in questo caso, basterebbe un pareggio per restare in Serie A. Tutti i calcoli, tutto questo pallottoliere grazie alla vittoria sulla Juventus. Mancava da 10 anni. Bel colpo, Dotti.